L'abbandono delle navi da crociera su Venezia rappresenta un grave danno per l'economia lagunare, a dirlo il governatore del Veneto Luca Zaia. Io faccio parte di quelli che dicono che le navi devono uscire dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco, devono uscire e avere un'altra viabilità, e dall'altro dico che la crocieristica è irrinunciabile per Venezia. Governo e altre istituzioni debbono lavorare insieme nell'immediato, ed è già troppo tardi, per decretare operativamente la soluzione da trovare, rispondendo così al decreto Ronchi 2012, quello che impone alle navi superiori alle 40.000 tonnellate di evitare il bacino di San Marco per arrivare alla Marittima. Così nelle scorse ore sindacati e lavoratori del porto alla manifestazione tenutasi proprio alla Marittima, soluzione che va assolutamente trovata, visto per come piange Venezia rispetto al sorriso di Trieste, scelta in sua vece come home port. Questa è una brutta notizia perché ci si rende conto di cosa significa non avere turisti quando succedono le cose che abbiamo visto in questi giorni, in questi mesi. Quindi la mancanza della crocieristica a Venezia è una brutta tegola, perché ovviamente non si tratta soltanto di posti letto a Venezia, ma anche di ristorazione, di commercio, di artigianato, insomma erano molte le navi che passavano. Certo, noi tutti siamo consapevoli del fatto che far passare le navi lungo la Giudecca non vada bene, però questo non significa chiudere la crocieristica a Venezia. Ecco, quindi trovare un'alternativa per non passare per il canale della Giudecca, e quindi tutti vogliamo evitare le grandi crociere davanti a Piazza San Marco, siamo tutti d'accordo, però questo non significa portare via la crocieristica da Venezia, e quindi auspico e spero, e noi lavoreremo perché ci ritorni.